Presidente. Come va? Bene, grazie. Tutto Lei? Benone, una Ah, bella giornata sì. oggi qua nel luogo d'origine. Lei sta nel luogo d'origine. Infatti è nato si, qui. si sente un'aria del passato che riecheggia, no? Qual è Che- il palazzo dove Io sono nato qua, Palazzo Ottieri, 7° piano, Piazza Mercato. si respira aria di Napoli, proprio di quella pura? Allora era una piazza pullulante, era una piazza piena di storia. Qui abbiamo delle chiese del Cinquecento, Venga, abbiamo facciamoci due passi. Sant'Eligio, ma c'era anche il commercio, c'erano le imprese. Io ricordo tantissimi imprenditori che poi nel settore del tessile, nel mondo anche della moda, era il centro di Napoli, il campanile qui dietro. Quindi questo le ha dato la possibilità di respirare, come devo dire, la napoletanità vera, di quella Qua è laboriosa, il di quella delle centro, tradizioni, sì, di quella sì, dei sì. valori, no? Delle arti, dei mestieri. Qui siamo nel centro proprio pulsante della città di Napoli, dove naturalmente in questa piazza la storia ha voluto Masaniello, ha voluto Corradino di Svevia, ha voluto tantissime manifestazioni, e qui c'erano le arti, i mestieri, c'era la tradizione, c'era quello che poi Napoli insegna ai suoi figli, la capacità di soffrire, intraprendere, riuscire, sudare, faticare, ma esultare. Quando ha definito il suo percorso professionale? Io diciamo l'ho definito quando subito dopo le scuole medie ho capito, lì allora c'erano più mondi, ci si iscriveva al liceo, le famiglie particolarmente abbienti, io mi sono iscritto a ragioneria, però ho subito dimostrato che qualcosa sapevo fare perché prendo il massimo dei voti e naturalmente vengo dapprima selezionato dal credito italiano. Non ci vado perché cadeva il periodo del militare, decido di iscrivermi all'università, inizio con sofferenza lavorando e studiando, praticando i corsi serali, anche questa è un'esperienza che ho vissuto, sapere che le conoscenze, il sacrificio, la capacità di realizzare passa anche per atti di umiltà, cioè studiare la notte mentre si lavora per dare una mano anche alla famiglia. Era il periodo nel quale i miei genitori compravano una casa e io sentivo il bisogno di dare un mio contributo. Facevo pratica professionale, vengo selezionato al credito italiano, non ci vado, viene il terremoto. Il terremoto esonera i ragazzi dall'andare a fare il militare, io continuo i miei studi e nel frattempo, casualmente, accompagnando la mia fidanzata e il mio migliore amico a un concorso che si teneva alla facoltà di ingegneria tenuto dal San Paolo di Torino, dove partecipano 28.000 ragazzi napoletani che sperano di avere un ruolo professionale, erano 30 posti che venivano banditi, io li accompagno, faccio per andarmene perché loro due si erano iscritti e mi dicono no, ma abbiamo iscritto anche te al concorso, lascio la macchina, salgo anch'io, vinco il concorso, mi classifico 15° su 28.000 e l'inizia un altro percorso. È anche, diciamo, una sorta di destino, se vogliamo, no? Sembra un destino segnato per quello che poi sapremo dopo e quello che sappiamo che lei ha realizzato. Ma lei poi ha anche aperto un ufficio, un suo studio di professionista qui in zona, perché mi pare. sì, io sto 4-5 anni all'interno del San Paolo, devo dire la verità, lì imparo tantissime cose, giro Torino, Napoli, tantissime filiali, faccio esperienza nel mondo dei fidi, nel mondo dell'estero, nel mondo della contabilità dei titoli, maturo un'esperienza sufficiente, ma non era quello che io volevo. Consulente finanziario nasce dopo sulla Quindi base di questa lei esperienza. apre prima lo studio? Sì, apro un piccolo studiolo, studio è una parola grossa, in subaffitto da un mio cliente, ricordo ancora il fitto 400.000 lire, erano 2 stanzette, un bagnetto e un piccolo cucinino, dove lì diciamo con un prestito dell'allora Banco di Napoli, categoria 18, io compro la mia prima scrivania, il mio primo dattilo, 2 poltrone, una poltrona direzionale e utilizzo un telefono che mi regala un mio cliente nero.
e lo metto in questo studiolo forse di Sadorno, qualche quadretto che mio padre mi dona, e lì inizia il mio percorso professionale nell'anno 86-87. Allora andiamo vederlo? a vedere questo primo studio che lei ha aperto a San Nicola alla Dogana. Siamo arrivati Sì, e qui finalmente San Nicola alla Dogana. eccolo qua, il e suo qua primo studio. avevamo il primo studiolo al 7° piano, queste 2 camere di Sadorno. Buongiorno. Tra l'altro abbiamo incontrato anche un suo Sì, e lui era un vicino. giovane avvocato che stava al piano sotto di me. Avvocato Sorge. Avvocato Sorge, iniziavamo insieme. E poi lui è diventato un grande penalista e questo era l'ingresso. E mi ricordo i primi clienti che arrivavano qua, alcuni piccole botteghe, piccoli Certo. artigiani, qualcheduno dei pastori. Non era proprio così all'epoca. Non era proprio così, questo palazzo era in costruzione, stiamo parlando degli anni 80, 86, 87 e quindi c'era anche un po' di vivacità anche Però serale. dopo l'incontro con l'avvocato Sorge leggo anche un po' di emozione. Questi Sì, ricordi comunque sì, le fanno portano... venire i brividi È perché vero. non c'era nessuna possibilità di farcela. Ero un giovane che partiva, lo posso dire, senza una lira e provava in un mondo abbastanza chiuso come quello della professione, dopo aver vinto un concorso nella sua città, e diciamo qualche criticità all'orizzonte c'era, ma a noi le criticità ci emozionano, ci danno sfida, ci danno energia e cerchiamo di vincere. E qua abbiamo fatto tantissime cose che poi creano l'idea, perché qui a fianco viene la sede dell'Italfondiario nell'anno 1988-89, io mi ci reco, era una grande banca di credito fondiario, creava opportunità per la casa, per gli immobili, capannoni, mi ci avvicino, avevo fatto 5 anni al San Paolo anche nel settore dei mutui edilizi fondiari, mi ci presento, tra virgolette mi vendo come un grande esperto di fondiario, loro mi danno il primo mandato e li rappresento un po' per Napoli e provincia, dando tante opportunità, allora facevano, e poi ci ritorneremo, le attività di mutuo valutando la persona, non tanto l'aspetto reddituale, quindi un mini rating umano. Ma questo che poi alla è fine, è la nostra, alla fine diciamo... ci irrogherà. Da qui parte tutto, creiamo un grande rapporto successivamente con la Cariplo, che era la prima cassa di risparmio del mondo. Poi col Monte dei Paschi di Siena. Via Marina 20, poi inizia il grande rapporto col Monte dei Paschi, perché poi da qui mi sposto al mio studio a Via Cervantes, capisco che c'è bisogno di un bel prodotto, una bella parola, quindi mi trasferisco e prendo uno studio molto più bello, ho bisogno anche lì di risorse, vado al Monte dei Paschi, mi fanno un prestito, ma riesco a ottenere il rapporto col capo area del Monte dei Paschi, dove faccio una raccolta tra familiari, amici eccetera, che mi danno quattrini, soldi, mi presento e apro il primo conto corrente con un bel saldo, fingendo che fossero miei, quindi mi stende il tappeto e inizio un grande percorso al Monte Paschi e poi mi porterà a fare diverse cose. Lo diciamo tra poco questo. Lo diciamo tra poco, se volete. Diciamo tra poco. Allora, noi adesso ci avviciniamo al mio diciamo, secondo al suo studio. secondo Sì, studio. al secondo studio, qua nell'anno 90, io mi trasferisco da Via Cervantes. Via Cervantes, questa era la strada delle imprese, dei costruttori, i notai importanti, faccio un grande sacrificio, prendo questo studio al 5° piano, 170 metri, una grande vetrina, comprendo che iniziava la digitalizzazione, quindi modernizzo e tecnologizzo tutto lo studio, un investimento importante, vado al Monte dei Paschi e mi faccio prestare un altro finanziamento, avevo però rimborsato quello del Banco Napoli dove avevo comprato la mia prima scrivania e il Monte Paschi mi presta allora vecchi 20 milioni di lire italiane. E quindi Io attraverso la strada, vengo al Monte dei Paschi, chiedo questo prestito e loro mi danno un prestito di 20 milioni, ma qui inizia anche un grande percorso perché creiamo un grande sodalizio professionale col Monte dei Paschi. Una banca amica. Una banca amica che poi cerchiamo di costituirla con l'allora vicepresidente Bellaveglia e soprattutto in tanti anni io sviluppo uno dei maggiori volumi d'affari per il gruppo Monte dei Paschi, sono premiato per ben 3 volte professionista dell'anno a Firenze e a Siena durante il piano, secondo i 3 fattori che il Monte, allora una grande banca, aveva creato: il fatturato, l'entità del fatturato portato, la percentuale di contenzioso la più bassa d'Italia e il rapporto tra pratiche presentate e pratiche accolte. Divento professionista dell'anno, gli affari vanno bene, apro studio a Roma, apro studio a Milano, dove rappresento anche
con il ruolo di advisor tantissime operazioni su base nazionale che venivano sviluppate dal gruppo Monte dei Paschi e fattura in alcuni anni anche più delle banche partecipate allo stesso gruppo come professionista dell'area. Questo chiaramente lei lo ha capitalizzato per questa sua bellissima grande avventura che adesso ci accingiamo a raccontare. Poi negli anni 2003-2004 col Monte Paschi ricevo l'incarico di costruire una banca fatta col mondo degli artigiani che si chiama proprio Banca Amica. Purtroppo le idee camminano sulle gambe degli uomini, è un'idea del presidente Bellaveglia che quarantenne muore di malaria in una visita, in un viaggio in Africa, un viaggio di solidarietà, un viaggio umanitario, muore e con lui muore l'idea. Morendo l'idea mi rimane dentro l'enzima della Banca Amica, una banca della gente, una banca che non fosse parte e controparte, che avesse dei valori, che avesse una carta dei valori. Comincio a studiare, a un certo punto sulla mia scrivania arriva una rivista del credito cooperativo e ci trovo, cosa c'è? C'è l'assemblea di chi? Della Banca di Credito Cooperativo di Roma. E chi c'è a quell'assemblea? Il Papa. E io mi chiedo, com'è possibile che il Papa fa un'assemblea di una banca? Io ne ero partecipante a tante assemblee, eravamo in 30, in 40, in 50, vestiti di grigio. Lì c'era il Papa. Non so cos'è il credito cooperativo, comincio anch'io preistorico progredito, mi informo su internet, scopro che esiste un mondo dorato dal 1800 che è dalla parte delle persone, dalla parte dei clienti, in mezzo alla gente. Inizia questo grande viaggio. Proseguiamo adesso nel cuore di questo grande viaggio. Allora, qui arriviamo praticamente al centro della storia, perché qui arriviamo al momento in cui riusciamo a concretizzare il progetto. Sì, era il 2005, arriva questa rivista, c'è la voglia di creare una banca differente, ci informiamo, andiamo in Banca d'Italia e qui acquisiamo che erano state fatte decine e decine di tentativi per costruire una banca di credito cooperativo a Napoli in 100 anni ed erano andati tutti falliti. Comincio a informarmi, vado a Salerno, alla Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo e acquisisco l'informazione che anche lì c'è qualche difficoltà. Mi informo chi fosse il vertice, chi in questo modello creditizio che nel frattempo studio e apprendo che allora erano quasi 600-700 banche che avevano 5.000 sportelli eccetera eccetera, che avevano fatto la storia da Leone Wallenborg che prestava i soldi ai deboli evitando e debellando l'usura, quindi c'era quella filosofia di banca amica che io volevo sviluppare nella mia città. Il Banco Napoli stava tramontando e conquisto un appuntamento a Lucrezia Romana a Roma dal presidente di Federcasse, banchiere dell'anno allora, Alessandro Azzi. Vado da lui, 20 minuti, lui bresciano, molto asciutto, silenzioso, cosa vuol fare? Presidente, io vorrei che lei entrasse nella storia. E lui dice, io nella storia? Sì, perché lei ha fatto tantissimo, ha realizzato tanto, ma una banca a Napoli lei non ce l'ha. Io sono in condizione di realizzare questo sogno per tutti quanti, per tutte le banche di credito cooperativo, per l'Italia e per Napoli. Se lei vuole andiamo avanti, ne possiamo parlare, di lì ne abbiamo parlato, lui mi fa una bellissima dedica su un libro che poi vi faccio vedere sopra e che sostanzialmente è una lettera di patronaggio con la quale lui promette assistenza a questo modello. Io comincio a girare casa per casa i miei soci, raccolgo 1497 adesioni con gli assegni vicino, istruisco un fascicolo, presento in Banca d'Italia, di lì a poco otteniamo, non senza qualche piccola integrazione, l'autorizzazione in Banca Italia, corre l'anno 2008, nel 2009 apriamo la prima sede a Via Bracco, dove con un grande evento raccogliamo la città, apriamo a Via Bracco e qui a Via Bracco in una grande manifestazione. Peppino Di Capri, secondo me, Peppino Di Capri, molto bello, lui passa con l'auto, c'è questo grande assembramento, ci sono centinaia di amici, di soci che sono venuti a vedere realizzato il loro sogno, perché la gente quando ha fiducia di una cosa deve anche vederla realizzata. Noi apriamo una piccola sede, erano 500 metri quadri su 3 livelli, abbellita con degli affreschi, delle cose e tutto. Lui arriva con l'auto, vede un assembramento, si ferma, chiede, come facciamo noi a Napoli sempre, ma che è successo? Gli dicono, si apre una banca a Napoli? Sì, eravamo in pieno Lehman Brothers,
negli Stati Uniti la Lehman Brothers scendeva gli scatoloni, noi li salivamo nella nostra piccola sede a Via Branco. E entra una banca di napoletani, entra dentro, mi viene incontro, c'è un amico comune che ci presenta e io dico: guarda Peppino, qua siamo arrivati a 1499 soci, ci manchi tu, altri due soci durante l'inaugurazione, e dico: Peppino, qua non puoi mancare tu. Lui dice: ma quanto ci vuole per costituire, per essere socio di questa banca? Ci vuole un parere del consiglio di amministrazione, ma sarò io a presentarci, e ci vuole una quota, una piccola quota di qualche migliaio di euro. Lui la sottoscrive, diventa socio e noi facciamo il 1500 E realizziamo una cosa bella, perché lei realizza la banca dei napoletani. Noi abbiamo una stanza piena di ricordi, targhe, Sì, ma io vedo che la sua scrivania però c'è questa qua. c'è La questo lettera libro. di padronaccia. Ecco, questa perché nasconde in effetti. Eh sì, qui nasce la BCC di Napoli, nasce nel 2007 con questo grande incontro col presidente Azzi, mio grande maestro, amico mio personale, bresciano, e che ha il coraggio di tutorare la BCC di Napoli con la sua banca, la BCC del Garda, e realizza un percorso di successo che inizia da qui, inizia da quest'atto di fiducia dove riusciamo a fare in modo che Federcasse crei un tutoraggio alla nostra banca, e da lì iniziamo con le nostre gambe. Grazie Però, prendiamoci Presidente. un caffè. Da buon Perché napoletani dopo una camminata del genere dobbiamo vuole concludere da napoletani. da napoletano. Si inizia con un caffè la mattina presto E si continua.